Buongiorno a tutti, bentrovati. Oggi Pasquetta, purtroppo non possiamo festeggiarla con le solite scampagnate. Voi sapete che l'ordine tassativo è stare a casa. Voglio ringraziare anche tutte le forze dell'ordine, le persone che in questo momento, in queste giornate stanno lavorando anche e soprattutto per la sicurezza di tutti voi, di tutti noi. Per cui rispettiamoli, anche se evidentemente tutti comprendiamo la difficoltà del momento e anche l'amarezza di non poter passare le giornate come facevamo normalmente, insomma, in questo periodo. Vorrà dire che ci divertiamo di più prima, vorrà dire che ci scateneremo quando sarà il momento. Oggi abbiamo una puntata un po' particolare, facciamo vedere il meglio, alcuni pezzi di quello che abbiamo fatto nelle 20 puntate precedenti. Oggi è la 21esima puntata. Lo sforzo, il tentativo è quello di raccontare quello che sta succedendo in città, di dialogare con voi, qualche volta anche di riuscire magari a strappare un sorriso, anche se mi rendo conto faccio quello che posso. Però insomma, ecco, so che siete in famiglia, un augurio di Pasquetta, insomma, ecco, guardatevi poi un po' i pezzi che sono stati scelti per essere visti. Poi domani torniamo in diretta come sempre alle 4 del pomeriggio su Facebook e su Televenezia, canale 71 e 191. A tutte le persone, a voi tutti, veramente una buona Pasquetta, una buona giornata, buona salute a tutti e buona rivisitazione di queste scelte che sono state fatte. Poi ci direte, scriveteci, ci dite cosa ne avete pensato, cosa ne pensate. A domani in diretta. Adesso vogliamo far vedere un video. Noi abbiamo, è un pezzo che si è già visto nei telegiornali di tutto il mondo, però è un pezzo che onora questa persona, lo rende uno statista e fa capire ancora una volta come siano le persone che hanno meno, che diventano più solidali rispetto forse a tanti che hanno tanto e forse non si rendono conto neanche di poter essere generosi. Chissà che questo tema della generosità, dopo questi esempi, ce ne sono molti, ma man mano ci piace sottolinearli. C'è un video, un brano del presidente dell'Albania, Edi Rama, tra l'altro anche in italiano, perché con grande rispetto anche per la nostra gente, che racconta perché ci ha aiutato, ci hanno mandato dei medici proprio dall'Albania, un paese che ha tantissimi problemi. Fa onore a lui, fa onore al paese dell'Albania e credo sia di grande orgoglio per tutti gli albanesi che sono in Italia. Penso che sarà difficile dimenticarci di questi gesti, ce ne ricorderemo anche dopo e quantomeno un ringraziamento arrivi anche da Venezia al presidente dell'Albania. Se possiamo far partire il video. Lo so che a qualcuno qui in Albania sembrerà strano che 30 medici e infermieri della nostra piccola armata in tenuta bianca partono oggi per la linea del fuoco in Italia. So che 30 medici e infermieri non riverseranno il rapporto tra la forza micidiale del nemico invisibile e le forze in tenuta bianca che lo stanno combattendo nella linea del fuoco da quella parte del mare. Ma so anche che anche laggiù è oramai casa nostra, da quando l'Italia e le nostre sorelle e i fratelli italiani ci hanno salvati, ospitati e adottati in casa loro quando l'Albania bruciava di dolori immensi. Noi stiamo combattendo lo stesso nemico invisibile e le risorse umane e logistiche della nostra guerra non sono illimitate, ma oggi noi non possiamo tenerle le forze di riserva in attesa che siano chiamate, mentre in Italia, dove si stanno curando negli ospedali di guerra anche albanesi, feriti dal nemico, hanno un enorme bisogno di aiuto. È vero che tutti sono rinchiusi dentro le loro frontiere e anche paesi ricchissimi hanno girato la schiena agli altri, ma forse esattamente perché noi non siamo ricchi e neanche privi di memoria, non ci possiamo permettersi di non dimostrare all'Italia che gli albanesi e l'Albania non abbandonano mai
l'amico in difficoltà. Questa è una guerra dove nessuno può vincere da solo. E voi, cari membri coraggiosi di questa missione per la vita, state partendo per una guerra che è anche la nostra. E l'Italia la deve vincere, e la vincerà questa guerra anche per noi e anche per l'Europa e il mondo intero. Grazie al Presidente Edi Rama per questa dimostrazione di essere un grande uomo, anche se qualcun altro si sta dimostrando molto più piccolo. C'è sempre tempo per correggersi, noi siamo convinti che ce la possiamo fare, dobbiamo convincere, chiedo a tutti le nostre relazioni personali in Austria e in Germania, di spiegare quanto importante sia che o ce la facciamo tutti o perderemo tutti, e non vogliamo tornare ai tempi degli stati divisi, delle gelosie, delle guerre purtroppo che queste divisioni hanno portato. Però adesso è il momento di dimostrare che l'Europa c'è veramente. Grazie ancora. Sappiate che sul numero 041 è questo il numero che dovete chiamare per affrontare i temi in maniera concreta. Poi il resto sono amicizie, partigianerie politiche, l'amico dell'amico, ma la solidarietà arriva dal Comune. Il Comune centralmente deciderà a chi è giusto dare le cose. Non faremo come si faceva una volta, che chi aveva l'amico in più, la tessera giusta, veniva aiutato. Qui viene aiutato chi realmente ha bisogno, non guardiamo in faccia a nessuno, né colore politico né tantomeno di origine o che. Noi abbiamo bisogno che ci sia effettivamente. Purtroppo abbiamo risorse scarsissime, però ecco, sappiate che ci siamo, stiamo operando con la massima pulizia morale ed etica e con la massima trasparenza rendiconteremo tutto, dall'inizio alla fine, come abbiamo sempre fatto. Per cui insomma, siate fiduciosi che l'amministrazione c'è. Alle polemiche, alle cattiverie, alle bassezze, risponderemo in un altro momento e faremo tempo a raccontare chi e cosa ha fatto. Per il resto io apprezzo le persone che riescono a tenere un tono dignitoso e riescono a sapere che in un momento del genere si deve restare uniti. Adesso, per dare un esempio di grande operatività, voglio far vedere un video di un macellaio, Carpitella di Mestre, e fanno la consegna a domicilio, insomma, e abbiamo mandato, ci hanno mandato questo filmato, abbiamo registrato questo filmato, insomma ve lo facciamo vedere, sono tanti. Nella lista, che vi ripeto è dentro Dime è il sito che abbiamo del Comune, ma anche allo 0441 041 potete eventualmente chiedere informazioni per registrarvi, c'è uno spazio apposta per i commercianti, per gli esercenti che possono iscriversi. Siamo arrivati a un centinaio di imprese, di servizi. È aperto a tutti gli esercenti, i commercianti della città metropolitana, ovviamente ognuno indica il proprio indirizzo e anche, se possibile, l'area di proprio intervento. Ci sono già tanti che hanno raccolto il nostro appello e se non sono in grado di fare le consegne sono però in grado di accettare le prenotazioni, cosa molto utile per esempio per le persone anziane che magari non hanno diciamo, la capacità di stare in coda per troppo tempo, così trovano già la spesa fatta, fanno la prenotazione, trovano la spesa pronta, magari la ritirano e vanno a casa. E per cui farei partire il servizio, ecco, questo era il modulo. Esperienza nuova per noi, stiamo man mano cercando di migliorare il servizio, perché nel nostro settore è un po', e non è facilissimo, non è un prodotto, non vediamo prodotti già pronti, no? Quindi c'è la preparazione. I clienti stanno apprezzando molto, sono anche comprensivi perché in questa prima fase abbiamo chiaramente fatto anche non degli errori ma dei ritardi nel servizio, cerchiamo di accontentare nei limiti del possibile tutti, non guardiamo certo la quantità, ma soprattutto se ci sono persone anziane che hanno bisogno ci prestiamo assolutamente e serviamo non solo Mestre ma anche dintorni, Favaro, Marghera, Chilignago, Zellarino. Allora, ricerchiamo l'ordine sia soprattutto telefonicamente, nei limiti del possibile, se riusciamo nella mattinata, quelle che riusciamo a fare nella mattinata, altrimenti ci spostiamo al pomeriggio. E se sia un momento difficile così, dobbiamo cercare tutti di aiutarci, il cittadino, noi che comunque facciamo un servizio e le istituzioni che
devono fornire al cittadino un'informazione e un supporto in un momento così assurdo, insomma. Facciamo partire il servizio e facciamo vedere l'arrivo a Spinea. Sì, non ci sono parole. Noi per salutare tutti i medici e tutte diciamo, le persone che sono decedute, per ricordare questo momento di grande tristezza per l'Italia intera e ricordando appunto questo momento, abbiamo proposto, che poi è stato accettato anche dal governo, questo momento domani, che verrà svolto domani a mezzogiorno. Io sarò davanti a Cafarsetti con la fascia tricolore per rappresentare ovviamente la nostra città. Faremo, dopo un fischio della polizia nostra locale, terremo un minuto di silenzio, simbolico evidentemente, e poi faremo partire l'inno d'Italia. Questo sarà sia svolto a Venezia che anche a Mestre, insomma. In segno di lutto per tutti coloro che sono deceduti, in segno di solidarietà con le comunità che stanno pagando il prezzo più alto. Passiamo a una lettera che ho firmato anch'io, assieme a me altri sindaci, altri governatori. È stata proposta da un parlamentare europeo, l'eurodeputato Carlo Calenda, ed è una lettera che è apparsa oggi stampata sul Corriere della Sera, ma anche sul Frankfurter Allgemeine Zeitung, un importante quotidiano tedesco.
Io ve la leggo in italiano, la leggo perché credo a questa cosa, perché è un invito ai nostri amici tedeschi ma anche austriaci a comprendere bene di cosa stiamo parlando in questo momento, non fra qualche mese, oggi. E questa lettera è stata firmata, appunto proposta da Carlo Calenda, è stata firmata da Stefano Bonaccini, il governatore dell'Emilia Romagna, Giovanni Totti, il governatore della Liguria, io Luigi Brugnaro, il sindaco di Venezia, Marco Bucci, sindaco di Genova, Valeria Mancinelli, sindaca di Ancona, Virginio Merola, sindaco di Bologna, Giuseppe Sala, sindaco di Milano, Emilio Del Bono, sindaco di Brescia, Sergio Giordani, sindaco di Padova, Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, Francesco Italia, sindaco di Siracusa. Cari amici tedeschi, con il coronavirus la storia è tornata in Occidente. Dopo 30 anni in cui l'unica cosa rilevante è stata l'economia, oggi la sfida torna ad essere, come in passato, politica, culturale e umana. La prima sfida riguarda l'esistenza stessa dell'Unione Europea. Oggi l'Unione Europea non ha mezzi per reagire alla crisi in modo unitario e se non dimostrerà di esistere, cesserà di esistere. Per questo 9 Stati europei, tra cui Italia, Francia, Spagna e Belgio, hanno proposto l'emissione di Eurobond per far fronte alla crisi. Non si chiede la mutualizzazione dei debiti, quelli pubblici pregressi, ma di dotare l'Unione Europea di risorse sufficienti per un grande rinascimento europeo, sanitario, economico e sociale, gestito dalle istituzioni europee. L'Olanda capeggia un gruppo di paesi che si oppone a questa strategia e la Germania sembra volerla seguire. L'Olanda è il paese che attraverso un regime fiscale agevolato sta sottraendo da anni risorse fiscali da tutti i grandi paesi europei. A farne le spese sono i nostri sistemi di welfare e dunque i nostri cittadini più deboli, quelli che oggi sono più colpiti dalla crisi. L'atteggiamento dell'Olanda è a tutti gli effetti un esempio di mancanza di etica e solidarietà. Solidarietà che molti paesi europei vi hanno dimostrato dopo la guerra e fino alla riunificazione. Il debito della Germania dopo il 1945 era di 29,7 miliardi di marchi di allora. Un'enormità. La Germania non avrebbe mai potuto pagare. Nel 1953 a Londra 21 paesi, tra cui Francia, Italia, Spagna e Belgio, consentirono alla Germania di dimezzare il debito e di dilazionare i pagamenti del debito restante. In questo modo la Germania poté evitare il default. Di quella decisione dell'Italia siamo ancora oggi convinti e orgogliosi. Lo ripetiamo, in questo caso, con gli Eurobond dedicati al coronavirus non si cancelleranno o mutualizzeranno i debiti pregressi. Stiamo parlando di quelli specifici di questa disgrazia che ci è capitata a tutti. Cari amici tedeschi, la memoria aiuta a prendere le decisioni giuste. Il vostro posto è con i grandi paesi europei. Il vostro posto è con l'Europa, delle istituzioni, dei valori di libertà e di solidarietà, non al seguito di piccoli egoismi nazionali. Dimostriamo insieme che l'Europa è più forte di chi la vuole debole. La lettera è stata tradotta ovviamente in tedesco ed è stata pubblicata appunto in questo grande giornale tedesco. Speriamo che tutta la rete di amicizie che abbiamo noi con la Germania, con l'Austria, possiate magari prendere questo piccolo video, questo piccolo nostro contributo di vera e sincera amicizia e lealtà verso la Germania e l'Austria e di fraterna amicizia per chiedere che prendano veramente una decisione, lo faccia il popolo tedesco. Se la classe dirigente tedesca balbetta, se la finanza tedesca ha paura, sappia che la storia ha insegnato a non avere paura, perché quella roba lì porta a quelle grandi disgrazie che abbiamo già conosciuto. Lo dico perché voglio che da Venezia arrivi un segnale di grande ancora fiducia e di grande fratellanza con i nostri amici austriaci e tedeschi. Li conosciamo, abbiamo tante reti amicali, mettiamole in moto tutte perché il popolo tedesco deve dire qualcosa ai suoi governanti in questo momento. Voglio ringraziare Anna Bigai, che è la presidente della cooperativa guide turistiche di Venezia. La ringrazio perché si è messa a disposizione, considerate che loro sono a reddito zero.
L'unica, diciamo, manovra, l'unica sostegno che è arrivato fino ad ora, per carità, fino ad ora, è la mensilità di marzo, che dovranno, tra l'altro dovranno chiedere all'INPS, e dopo mandiamo magari la slide dell'INPS più tardi, tanto il sito dell'INPS sarà preso d'assalto in questi giorni. Penso che sia opportuno che mettano banda a sufficienza, perché ci saranno molti accessi. E sono stati destinatari dal provvedimento, appunto, Cura Italia, di 600 euro lordi. Ecco, dico che forse sono pochi, l'ho detto con molta umiltà, vale solo per il mese di marzo, e è evidente che questa cosa va corretta. Gli auspici che venga confermato nel prossimo decreto un aumento e soprattutto anche un finanziamento per i mesi a venire, perché non c'è solo il periodo, insisto. Per la filiera turistica il tema sono i prossimi mesi, e Venezia sarà particolarmente colpita da questo, perché il turista non arriverà domani mattina quando verrà dichiarata la fine dell'emergenza. Per cui, ecco, invito tutti a comprendere lo stato di emergenza del settore turistico, di tutta la filiera turistica. E le guide per spiegare con che animo, anche di generosità, come posso dire, di leggerezza, ma ovviamente di preoccupazione che comunque affrontano, hanno voluto raccontarci un po', a modo loro, adesso lo vediamo, le regole per gestire appunto il coronavirus, e lo fanno con l'arte di cui loro sono sapienti espressione di guida, appunto, e di insegnamento. Quindi vediamo se riusciamo a far partire il video. Prego. Vediamo questo video della Cimestre.
E ieri avevamo fatto 2 video, li facciamo vedere oggi, un po' dell'attività che abbiamo fatto sui bus e poi quella all'uscita di un Imbarcadero a Rialto, un po' anche per far vedere il tipo di servizio che stiamo facendo. Ringrazio ancora ovviamente la polizia locale nostra. Prego. Qui dalle 7 facciamo i controlli sui vaporetti della linea 1 che arrivano da Piazzale Roma e vanno verso Piazzale Roma per controllare le autodichiarazioni e per verificare che siano tutti persone che stanno andando a lavoro o che abbiano motivi di necessità o visite mediche, e per assicurarci che non ci siano, visto che già i vaporetti sono abbastanza pieni, che non ci siano persone che non hanno alcun motivo per andare su e giù. Controlliamo le autodichiarazioni, verifichiamo che siano quelle corrette, diamo supporto alle persone che non ce l'hanno, non l'hanno compilata, non l'hanno trovata, per cui diamo un modello corretto, diamo una mano a compilare le autodichiarazioni e li lasciamo andare al lavoro. Fino ad adesso ne abbiamo controllate 157, in media ce ne sono circa una ventina, riusciamo a controllarne una ventina per vaporetto, di quelli che arrivano da Piazzale Roma. Quelli che vanno verso Piazzale Roma c'è un po' meno gente. E poche persone che fanno visite mediche, in 2 andavano a fare visite mediche, in 2 le spese, in 2 per necessità, tutti gli altri tutti al lavoro. Sono state prorogate la gratuità sulle strisce blu. Chiaramente abbiamo prorogato fino a sabato 18 aprile, ovviamente sabato incluso, di 18 aprile, la gratuità della sosta in transito, quelle strisce blu, sul territorio del Comune Venezia. Le uniche strisce che restano a pagamento sono quelle a Piazzale Roma, non perché pensiamo di incassare chissà che cosa, ma perché abbiamo bisogno che a Piazzale Roma i varchi servano, gli spazi, gli stalli servono o per andare a prendere persone che vanno a lavorare con la scarsità di mezzi, magari preferiscono anche, o per situazioni sanitarie, preferiscono andare direttamente con l'auto a prendere l'anziano che deve andare in ospedale o cose del genere, per cui gli spazi è bene che li restino liberi. Per il resto sono gratuiti, per cui cerchiamo di favorire la mobilità personale autonoma nel caso in cui debba essere necessario. E poi abbiamo prorogato l'accordo raggiunto tra il Comune di Venezia e la Venezia Terminal Passeggeri e l'autorità portuale per la messa a disposizione del parcheggio di 200 posti, così ricordo che c'è. Voi prima di arrivare a Piazzale Roma, a destra, dentro l'autorità dove c'è la marittima, insomma, trovate un parcheggio gratuito di 200 posti, per cui molto, molto grande, per potersi fermare. Poi c'è la fermata del People Mover che non ha mai interrotto il servizio, per cui doveste voler andare perché avete bisogno, insomma, di andare a Venezia o viceversa, c'è il parcheggio gratuito. Abbiamo prorogato anche questo sempre fino a sabato 18 incluso. Poi abbiamo messo a disposizione, abbiamo prorogato la disponibilità di 200 posti al garage comunale per il personale medico sanitario, le liste ce l'hanno procurate l'ASL, per i vigili del fuoco, per farmacisti che in qualche modo ci hanno fatto domande specifiche per l'attività sanitaria. Io entrerei adesso un po' nello specifico anche per vedere un po' di cosa stiamo parlando, no? Perché poi quello che riguarda noi riguarda tutta l'Italia. Noi raccontiamo questo a tutti i cittadini perché ci sono i bambini che ci guardano, che continuano ad andare a scuola, poi parliamo anche di quei professori, io li chiamo eroi, che da casa loro stanno facendo le lezioni, e chiediamo a tutti di segnalare queste esperienze. Sono esperienze ovviamente straordinariamente nuove per tutti, credo che faranno parte del bagaglio culturale di quei giovani e anche di quei professori, perché ci piacerebbe, insomma, magari qualcuno di loro sapere se ci può dare una mano per preparare anche delle lezioni da rendere magari pubbliche, per raccontare, insomma, come funziona la scuola anche in tempi di coronavirus, perché la scuola continua a funzionare e funziona la scuola, funzionano le imprese. Gli anziani che ci guardano a casa, vorrei che a loro venisse spiegato un po' quello che sta succedendo. Allora oggi c'è un'intervista importante, secondo me, del ministro Gualtieri, ministro dell'economia, che dice in sostanza delle cose che io ritengo profondamente forti e anche molto condivisibili. Il tema è che appunto le sta annunciando e noi vogliamo registrarlo, io personalmente, con grande positività, perché Fatalità è la stessa cifra che ho chiesto io. Se vi ricordate, l'altro giorno dicevo che secondo me saranno 500 miliardi. Ecco, il ministro, su una intervista che ha fatto a un importante quotidiano, dice oggi:
Ora stiamo finalizzando uno schema di supporto anche per grandi imprese con garanzia molto consistente. Il giornalista chiede, oltre ai 300 miliardi previsti, e il ministro risponde, complessivamente ci attendiamo di liberare risorse al servizio dell'economia reale per almeno 500 miliardi. Stiamo pensando di intervenire già nei prossimi giorni, per cui vorrei far notare che oggi è il 1° nessuno faccia ironia, cioè il 1° e dice tra qualche giorno, che è esattamente quello che stiamo chiedendo tutti, no? È in linea con quella lettera che leggevo di Draghi all'appello del Presidente della Repubblica, siamo in linea, solo che adesso lui è il Ministro dell'Economia e qualche giorno è qualche giorno. Stiamo pensando di intervenire già nei prossimi giorni per assicurare subito la liquidità necessaria a tutte le imprese, che è il vero tema, anche anticipando questa misura rispetto al resto del decreto con un decreto ad hoc. Ministro, tutti i miei applausi per questa cosa, ecco, io vorrei sentire cosa dice il mondo delle imprese su questo, che è la liquidità, il tema della liquidità, il tema della gestione delle imprese e la ripartenza. Insomma, a te Vincenzo la parola. Ma allora faccio una premessa velocissima. Noi abbiamo un sistema industriale formato essenzialmente a piccole e medie imprese, pertanto abbiamo un sistema molto diversificato e le piccole e medie imprese sono il nostro grande valore aggiunto, cioè il Made in Italy e il grande Veneto è cresciuto grazie a un sistema di piccole e medie imprese. Siamo cresciuti poco negli ultimi anni, siamo cresciuti dell'1%, del 2% e perciò le nostre aziende sono molto vulnerabili. Adesso hanno bisogno di liquidità, siamo un malato che ha bisogno di essere stabilizzato attraverso un'iniezione di liquidità. Cosa vuol dire un'iniezione di liquidità? Dei prestiti alle aziende che per quanto mi riguarda e per quanto ci riguarda devono essere anche mirate, perché le aziende devono prendere i soldi per pagare i loro fornitori, in modo tale che così non si cambia quel circolo virtuoso per effetto del quale si prendono i soldi, non si trattengono, si pagano i piccoli e medi imprenditori, si pagano le microimprese e il sistema economico continua a girare e a ruotare. Questo è l'unico modo per evitare che il sistema industriale di questo paese si sblocchi. E adesso una notizia che può sembrare bella o comunque qualcosa che sembra che si stia muovendo nell'opinione pubblica tedesca. Vogliamo far vedere un articolo che è stato pubblicato oggi nel quotidiano Bild, uno dei principali quotidiani tedeschi. Ecco una foto che vedete in prima, così abbiamo messa davanti, di una ragazza, una infermiera chiaramente non è la foto che vedete, ma insomma l'infermiera è quella che scrive, il testo è tradotto sia in tedesco a sinistra che in italiano a destra. Questo fa capire che qualcosa si sta incrinando nelle convinzioni dei tedeschi su questa durezza rispetto agli aiuti, per cui noi vogliamo credere a loro, vogliamo credere a queste persone che hanno dato questa diversità, queste aperture. Vi leggo 2 o 3 passaggi di questo, considerate che è una pagina intera che racconta quello che è successo. Piangiamo insieme a voi i vostri morti, vi siamo vicini in questo momento di dolore perché siamo come fratelli. Ci avete aiutato a far ripartire la nostra economia, ci avete portato cose buone da mangiare. Stiamo parlando del dopoguerra, questa signora si ricorda gli anni in cui anch'io forse ero giovane, nel dopoguerra. Improvvisamente anche da noi c'erano antipasti, farfalle e tiramisù, non più solo crauti e patate e polpettone. L'Italia, dice questa signora, l'Italia, il paese che è sempre stato nel nostro cuore. Vi venivamo a trovare con il maggiolino, sulla riviera, a Rimini, poi a Capri, Venezia e in Toscana. Cercavamo il mare azzurro e il profumo dei limoni, canticchiando Umberto Tozzi e Paolo Conte, un gelato al limone. Insomma, non la leggo tutta, poi alla fine dice, però è molto bella, cioè si capisce che c'è un'apertura grande, dice, siete sempre nei nostri pensieri, ce la farete, perché siete forti. La forza dell'Italia è donare l'amore agli altri. Ciò vi aiuterà a uscire da questa crisi. Ciao Italia, ci rivedremo presto, a bere un caffè o un bicchiere di vino rosso, in vacanza oppure in pizzeria. Voglio salutare i nostri amici tedeschi che credo che cominciano a capire, le persone che conosciamo da sempre, che il momento è quello di aiutarci reciprocamente. Qui nessuno chiede di pagare debiti, di cattiva amministrazione o di altre mancanze che l'Italia ha. Noi stiamo semplicemente chiedendo un aiuto
per un momento particolarmente difficile che è un'epidemia. La stessa incrinatura viene fuori da un'intervista in un importante giornale italiano oggi, dove la Ursula von der Leyen chiede scusa, vi chiedo scusa, siamo con voi. Non la leggo ovviamente tutta, però dice in sostanza, considerate che questa è comunque il Presidente della Comunità Europea, cioè della Commissione Europea, che è molto importante. Dice, adesso, ma il paese colpito più duramente, l'Italia, è diventato anche la più grande fonte di ispirazione per noi tutti, migliaia di italiani, eccetera, eccetera, hanno risposto alla chiamata del governo, eccetera, eccetera. Dopo dice, alla fine, l'Europa vuol dare una mano, stanziando nuove risorse per finanziare la cassa integrazione, che è una delle emergenze. Liquidità e cassa integrazione sono le due cose fondamentali da far subito. L'Unione stanzierà fino a 100 miliardi di euro in favore dei paesi colpiti più duramente, a partire dall'Italia, per compensare la riduzione degli stipendi di chi lavora con un orario ridotto. Questo sarà possibile grazie a prestiti garantiti da tutti gli Stati membri, dimostrando così la vera solidarietà. Cita questa cosa, dice: tutti i Paesi membri contribuiranno a rendere possibile questo nuovo strumento, questa è un po' anche la notizia, che si chiama SURE, cioè sicurezza. Poi da vedere se queste dichiarazioni diventeranno fatti, ma è chiaro che vanno registrati positivamente, va detto questa cosa. Questa iniziativa fa parte di un pacchetto più ampio. Ieri abbiamo anche proposto che ogni euro ancora disponibile nel bilancio annuale dell'Unione Europea venga speso per affrontare la crisi. Aiuteremo agricoltori e pescatori, eccetera, eccetera, però agricoltori e pescatori è importante perché spesso non vengono mai citati. Preferiremo, finisce così il Presidente von der Leyen, dice: preferiremo tutti vivere tempi più facili, ma oggi quello che possiamo decidere è come reagire. Ho in mente un'Europa fondata sulla solidarietà, la nostra più grande speranza e il nostro investimento in un futuro comune. Ecco, speriamo che in questi momenti si consolidi un'idea europea proprio di unione e di unità. C'è il conto corrente bancario che abbiamo aperto come comune. Se volete fare delle donazioni liberali, appunto citate poi le coordinate. Adesso questo coordinate emergenza Covid-19 ha anche, mi sembra, un vantaggio fiscale, questo tipo di liberalità, e magari ci torniamo su questa questione. Chiaramente anche questo sarà rendicontato tutto con molta precisione e lo teniamo aperto proprio per, sappiamo già di persone che hanno già raccolto dei soldi, abbiamo detto aspettate, non date soldi a nessuno, questo è il conto ufficiale del comune, per cui questo è il conto che poi andrà distribuito per le persone che avranno bisogno e sarà tutto rendicontato. Il resto sono sempre solidarietà libere che si possono fare, ma di cui io non posso essere in qualche modo responsabile. Qui sicuramente siamo certi che verrà gestito in maniera trasparente, ovviamente, perché è tutto pubblico. Ringrazio già chi ha raccolto del denaro, chi ha fatto delle collette e così via, oppure privati che vogliono darci una mano. Questo è il codice, noi chiaramente poi questo lo distribuiremo alle persone che possono avere bisogno nelle modalità, perché il tema che ci siamo posti un po' tra tutti quanti noi è quello che arrivino delle risorse veramente anche, fra virgolette, a delle nuove povertà, che non sono collegate a una povertà così estrema e immediata, ma che può diventare estrema nel momento in cui l'economia, come noi purtroppo abbiamo il sentore che avvenga, potrà colpire molte persone. Noi siamo molto preoccupati della filiera turistica, e quando dico la filiera turistica intendo non soltanto evidentemente gli alberghi, i ristoranti e i loro dipendenti, ma anche e soprattutto tutte quelle professionalità, quelle persone che venivano chiamate per la stagione, venivano assunte per la stagione, che avevano fatto anche dei programmi di vita di un certo tipo e che magari non riusciranno a essere assunte quest'anno, poi col rischio poi di non poter godere neanche della disoccupazione. Ecco, come vedete il nostro ospite Massimo Zanon, erroneamente ho detto, ma è il presidente di Confcommercio Venezia, una persona che conosco da molti anni, che ha molta appunto conoscenza del territorio, e per cui lo ringraziamo molto di essere qui. Grazie a voi. Ecco, io partirei da un po' di dati, partirei dalla produzione industriale per inquadrare un po' il tema più generale, per poi ovviamente fare un focus specifico sul commercio. Noi abbiamo dei dati che ha dato ieri l'ufficio centro studi di Confindustria, che sono sull'effetto della produzione industriale, che è drammatica perché in marzo cala del 16,6%, non è mai successa una roba del genere, cioè ci riporta a 40 anni fa, cioè andiamo su situazioni veramente da paura. Pensate che
marzo cala del 9, ma se lo calcoliamo sul marzo dell'anno scorso. Se invece guardiamo rispetto al mese precedente, andiamo una discesa marzo su febbraio del 16,6% di calo, lo vedete anche dalla grafica. È oggettivamente una situazione, da ieri, voi sapete, insomma, da ieri l'altro è stata prorogata la chiusura delle attività produttive fino al 13 aprile e qui evidentemente i dati, insomma, noi li continuiamo a dare perché il blocco di queste numerose attività produttive, l'azzeramento dei flussi turistici, eccetera, eccetera, rischia di avere un impatto realmente pesante. Insomma, siamo a minimi che non avevamo mai visto e probabilmente la situazione è pure peggio del 2008. Cioè, qui il tema è la liquidità prima di tutto, adesso sai, dipende anche quanto poi la situazione nel mondo andrà avanti, chiaramente. Però ecco, l'appello è quello di prepararsi per una ripartenza perché il rischio sennò è che è difficile alzarsi. E Confcommercio, e così mi inizio un po' a chiedere, Confcommercio col suo centro studi ha fatto specificatamente, soltanto legando il ragionamento ai consumi, parla di un orizzonte, se l'attività dovesse riaprirsi per ottobre, cioè per l'attività si intende i consumi cominciassero insomma a tirare dall'apertura del paese forse a ottobre, per questi sono cominciati. Parliamo di consumi in meno per 52 miliardi e il PIL solo su questo tema potrebbe calare del 3%. In questa ipotesi, che comunque chiaramente è negativa, nel senso che noi ci auguriamo che si cominci prima, però i settori comunque più colpiti saranno quelli di alberghi e ristorazione, parliamo di meno 23,4 miliardi di consumi per il 2020. Nei trasporti e per l'acquisto degli autoveicoli è un dramma in questo momento, se il turismo è a zero i trasporti sono a meno 80% e perderebbero 16,5 miliardi. La cultura e il tempo libero meno 8,2, l'abbigliamento meno 6 miliardi. Ecco, questi sono i dati. Massimo, cosa possiamo dire? Sono dati che tendenzialmente non saranno in futuro così piccoli, saranno ancora peggiori, perché nel frattempo questo allungamento che è stato dato per riprendere un minimo di attività verrà ulteriormente a far mancare i consumi e ancora di più andrà a far mancare la possibilità che da parte del nostro mercato di riferimento per la gran parte del nord Italia, e cioè il mercato europeo, possa in qualche modo dare un suo contributo. È una situazione che la settimana scorsa noi a Roma abbiamo valutato sicuramente cercando di essere attenti a evitare di creare ulteriori allarmismi, non c'è proprio bisogno, ma poi essendo una media dobbiamo immaginare che gran parte di questo impatto ce lo troviamo noi nel nord. E la nostra è una delle province che in assoluto subirà da questo punto di vista un massacro maggiore di altri, perché se siamo la prima provincia per turismo in Italia, all'interno della regione che è altrettanto la prima regione turistica d'Italia, è evidente che da noi batte molto forte. Le soluzioni quindi di trovare una possibilità di rilancio la dobbiamo con un po' di ottimismo immaginare comunque un anno da buttato via, un anno che chiediamo da imprese, lo chiediamo però non come settore ma come qualsiasi impresa, che deve essere salvaguardato da una liquidità che deve essere data a tutti, a imprese e anche a lavoratori, e che lo Stato, diversamente da far un aiuto a pioggia a fondo perduto, che non ha la possibilità di farlo perché così non accontenterebbe nessuno, faccia un'operazione che ci dia la garanzia che magari poi noi nell'arco di 15, 20, 30 anni, dipende anche il tipo di attività e il tipo di risorse che uno ha bisogno di farsi prestare, le ritorniamo da galantuomini come siamo sempre stati, non credo solo i veneti in questo caso, ma tutto il paese. Però è certo che se ragioniamo come è sempre stato finora ragionato rispetto alle altre crisi, agli altri momenti di difficoltà,
molti di noi ne lasceranno le penne. Entrerei a parlare con il nostro amico assessore Paolo Rumor, che ci parla dello smart working, per darci un po' di dati, ci spiega eccetera. Allora, il tema dello smart working è un tema di attualità e molto delicato dal punto di vista organizzativo, perché si tratta da un lato di organizzare le cose perché i dipendenti possano lavorare da casa, dall'altro però bisogna anche fare in modo che i servizi continuino a funzionare, perché è importantissimo in questo momento che i cittadini e le imprese che già affrontano difficoltà enormi non si trovino senza l'apporto del comune, il supporto del comune nel momento in cui hanno necessità di un servizio erogato dal nostro ente. Quindi la necessità di coniugare queste due cose e di coniugarle in tempi record, perché col DPCM dell'11 marzo, dalla sera alla mattina, ci siamo trovati a organizzare lo smart working, che prima doveva essere pensato per un'ottantina di dipendenti che si erano resi volontari per questa forma di lavoro, a organizzarlo per 1500 dipendenti. E qui devo ringraziare e voglio ringraziare tutti i dirigenti del comune e i funzionari, i direttori, che hanno lavorato per 5 giorni, giorno e notte, per mettere in piedi questa macchina. I 1500 dipendenti comunali che lavorano da casa lo fanno in base a 175 progetti puntuali, dove per ognuno di loro è previsto la mansione, gli obiettivi, i mezzi da impiegare, i risultati e la consapevolezza poi di quello che si va a svolgere. Quindi davvero un ringraziamento a chi ha messo in piedi questa organizzazione che, ripeto, deve consentire da un lato di lasciare le persone a casa e quindi contribuire alla logica generale, alla politica generale del restate a casa, che è importantissima, ma dall'altro deve consentire alla macchina di funzionare. E sabato scorso il Sole 24 Ore ci ha gratificati di averci inserito nell'inserto specifico. Allora, lo diciamo dopo, sì. Questo qua, assessore. Facciamo partire il servizio adesso, intanto, che poi parliamo. Attenzione, la nostra regia, i potenti mezzi partono. Vabbè, anche alza un po'. Adesso abbiamo un video lunghetto, così io mi riposo un attimo e bevo un bicchiere d'acqua, sulle pulizie. Voglio mandarlo in onda, per rispetto a quelle persone che tutto il giorno lavorano in tutta la città, tutti i giorni, sacrosanti giorni, come lo fanno gli autisti della CTV, come lo fanno quelli del tram, del Pipone, cioè tutta l'organizzazione. Voglio omaggiare questi ragazzi. Sono solo le foto che mi sono arrivate oggi. Foto di giornata fresche, ecco, ogni giorno arrivano queste da mesi, adesso le abbiamo anche sanificato, perché la città è sanificata dappertutto. Facciamo vedere le foto, facciamo partire questo video riassuntivo.
Adesso c'è un bel messaggio che leggo del capo dei pompieri di New York. È un messaggio che leggo intanto sottolineando insomma, la bravura, la persona che è Nigro di New York. Dice, lui ha scritto in inglese, a me l'hanno tradotto, mentre partecipo a una conference call di lavoro, guardo le varie webcam di Venezia. Sembra un giorno bellissimo. In questo modo sono in grado di essere virtualmente con voi. Ecco, io voglio ringraziarlo, ci teniamo in contatto, sa quello che stiamo vivendo. New York in questo momento è sotto pressione, perché è evidente che noi gli esprimiamo altrettanta e più solidarietà. Noi siamo assieme, ci siamo conosciuti dopo l'11 settembre, abbiamo vissuto tutti i momenti, compreso l'Acqua Granda, si è costruito un grande rapporto di amicizia anche con tanti veneziani, con tanti pompieri, ma anche poliziotti New York che sono venuti qua, vengono qua ogni anno da quella volta alla regata storica. Partecipiamo in una gara che abbiamo costruito con i nostri pompieri locali, per cui saluto i nostri pompieri di Venezia, il comandante. Facciamo una regata il giorno prima della regata storica che è simbolica per riconoscere il grande sforzo, la grande solidarietà tra le forze dell'ordine, le forze di sicurezza, in questo caso i pompieri. A New York Nigro e la sua squadra sono considerati gli eroi di New York. Io sono orgoglioso, onorato di essere suo amico, mi fa molto piacere questo messaggio, ne faremo altrettanti e ci aspettiamo di ritrovarci e abbracciarsi quando si potrà, perché Venezia e New York hanno ormai un gemellaggio di fatto, non serve scrivere, fare atti o cose del genere, ci stiamo unendo con queste grandi città, prima di tutto per amicizia. E già che ci siamo, ci hanno inviato un pompiere, un ragazzo, un nostro amico, ci ha mandato un video simpaticissimo che vi faccio vedere, non vi anticipo, facciamo vedere il video. Ciao, hello, firefighter Steven Inguigiato here from the New York City Fire Department, FDNY, wanting to send Venice and all of Italy love and support, prayers to the whole world. God bless. Fratelli d'Italia, l'Italia se desta, dell'elmo di Scipio se cinta la testa, dove la vittoria le porga la chioma che schiava di Roma, il Dio la creò. Brabam, 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 pam, 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 pam. Fratelli d'Italia, l'Italia se desta, dell'elmo di Scipio se cinta la testa, dove la vittoria le porga la chioma, che schiava di Roma e Dio la creò. Stringiaci cohorte, sciampranti alla morte, sciampranti alla morte l'Italia chiamò. Stringiaci cohorte, sciampranti alla morte, sciampranti alla morte l'Italia chiamò. Sì! God bless! Questo è amare l'Italia, questo è essere italiani dall'altra parte del mondo. Sono amici che vengono tutti gli anni e pensare che noi siamo nel cuore loro come loro sono nel nostro ci fa immensamente piacere. È proprio vero che questo vuol dire essere italiani, cioè sia italiani come sia veneziani con questi gesti d'amore. Stamattina sono andato anche a vedere al mercato di Rialto per capire un po' come si è organizzata la polizia locale dopo il primo giorno di sabato, dove insomma non eravamo pronti, ci siamo attrezzati. Gli altri mercati mi dicono stanno andando bene, anche a Lido è andato tutto bene. Ecco, sono andato qui a vedere, ho parlato un po' con gli operatori, ringrazio loro, ringrazio la pazienza dei cittadini, ringrazio il comandante e tutta la polizia locale, la protezione civile che dà i guanti, perché adesso sapete che nei mercati si deve entrare con la mascherina e i guanti, e da ieri sera, così lo comunichiamo anche adesso, bisogna entrare con la mascherina e i guanti anche negli autobus e nei battelli. Oggi c'era uno che urlava perché uno non aveva la mascherina, non aveva i guanti, dico ok, ma l'hanno detto stanotte, quello non lo sapeva, non si può entrare, però io nell'autobus adesso faremo una serie di sorveglianze, insomma, perché sono ordinanze che vanno
che vanno ottemperate, per cui vanno fatte. È chiaro che dalla sera alla mattina alle 6, magari che uno monta in turno deve usare l'autobus, ci sta anche che non lo sapeva, insomma. Noi nei mercati stiamo procedendo, vedete, stiamo addirittura dando noi le mascherine e i guanti, però non potrà essere, insomma, immagino che questa situazione andrà a terminare un po' alla volta, però ecco, cominciate a organizzarvi perché in tutti i negozi sarà così. Sicuramente negli autobus secondo me è giusto entrare con la mascherina per proteggersi, per cui immagino che sarà così. Noi abbiamo già fatto l'ordine, così questa è una comunicazione di servizio anche qui ai cittadini, abbiamo già fatto l'ordine in Cina per 600.000 mascherine, le abbiamo ordinate, pagate già e le stanno producendo, le metteranno in confezioni da 4 e andremo a distribuirle casa per casa attraverso volontari, magari agli stessi associazioni se adesso ci danno una mano a portare i buoni per la spesa, insomma, le persone che hanno più difficoltà, magari con quelle stesse persone, con la stessa rete. Adesso vediamo a distanza di una decina di giorni, perché prima la gente è ancora in casa, allora dico, gli dai le mascherine casa per casa e chi non le trova verrà a ritirarle, sono mascherine chirurgiche, le mandiamo sigillate in maniera tale che uno abbia la possibilità di averle per muoversi. Però guardate che comunque è un consiglio, a prescindere da quelli che saranno gli ordini, per un po' sarà così, dovremo abituarci a convivere con questa situazione nel migliore dei modi. Poi gli italiani, noi abbiamo molta fantasia e ce ne inventeremo sicuramente qualcuna. Un video con gli uomini e donne della Guardia Costiera Ausiliaria che voglio ringraziare perché ci hanno aiutato tanto. Grazie per essersi messi a disposizione e vediamo il video. Attualmente abbiamo circa 20 volontari impegnati in affiancamento ai volontari della Croce Rossa per la consegna dei medicinali presso le famiglie che non possono muoversi da casa. Poi assieme alla Protezione Civile stiamo distribuendo le mascherine nelle varie isole della laguna di Venezia, siamo impegnati attualmente fino a sabato al mercato di Rialto del pesce e della frutta di Venezia e saremo impegnati anche venerdì e sabato al mercato invece coperto di Mestre per la distribuzione delle mascherine e dei guanti alle persone che devono accedere a questi mercati. Noi principalmente la Guardia Costiera Ausiliaria è presente nei maggiori porti italiani, è stata costituita negli anni 2000 e di solito usciamo su indicazioni della Capitaneria di Porto o delle autorità competenti tipo il Comune di Venezia. Noi abbiamo un protocollo di emergenza entro massimo 2 ore, noi dobbiamo essere operativi, abbiamo pertanto sempre del personale a disposizione. Abbiamo un altro video interessante, bello, di un'iniziativa che è un'iniziativa della pizzeria da Piero e del basket Favaro e per cui grazie Piero Tabuio e Ugo Battistelli per la donazione. Questa consegna che è avvenuta tramite l'assessore Venturini di oggi è di 800 colombe alle case di riposo pubbliche di Venezia. Abbiamo un video, non so se c'è la consegna o un video della... Comunque grazie ragazzi, tutti amici, ecco qua. Allora siamo qui oggi per ringraziare Ugo e Piero e tutto il gruppo che ha reso possibile questa importante donazione. Sono 800 colombe che verranno distribuite a tutti quanti gli ospiti delle residenze IPAV del Comune di Venezia. È un gesto importante che va al di là della sola colomba, ma vuole significare una vicinanza della cittadinanza, della collettività ai nostri anziani che in questi giorni purtroppo vivono privi di quella visita, di quel calore familiare che erano soliti avere con le visite dei nipotini, dei figli, del marito, della moglie. Purtroppo per queste ragioni, insomma, tutti conoscete, non è possibile effettuare visite, le strutture sono chiuse, però ecco così un pezzo di città riesce ad arrivare comunque a loro. È un gesto pieno di calore umano, è un gesto di grande generosità. Voglio ringraziare davvero Ugo e Piero e tutto il gruppo che ha reso possibile questo, perché questa coccola che fanno i nostri anziani ha un significato molto molto profondo. Allora, noi sicuramente ringraziamo la Bauli perché ci ha dato l'opportunità di poter donare a chi ha più bisogno nel nostro territorio questi prodotti. Sicuramente loro sono in sofferenza come tutti noi ovviamente, però loro cercano comunque di far sì che questo non sia
non sia possibile anche a tutta la popolazione, quindi abbiamo potuto donare, grazie alla parrocchia di Sant'Andrea, sia alle case di riposo sia ai carabinieri, vigili, polizia. Gli obiettivi di un'associazione sportiva sono quelli di tenere insieme i ragazzi e socializzare. Noi riteniamo che anche questa iniziativa serve per far sì che le associazioni sportive siano al servizio del territorio quando ce n'è bisogno, e come in questo caso la Pallacanestro Favaro è sempre disponibile ad aiutare chi ne ha bisogno. La rete della solidarietà ci dimostra ancora una volta che è sempre presente e attenta soprattutto alle case di riposo. Farei vedere il video di cosa state facendo a casa, stavolta tocca agli aquiloti della Reyer, e alla Reyer in particolare dedico un pensiero, spero che nessuno si offenda. La Reyer stava andando bene, è l'unica società planetaria a questo punto, che sto scherzando, che può mantenere un titolo per 2 anni, perché restiamo campioni d'Italia, perché sapete che ieri è stata deciso di chiudere la stagione sportiva. È l'unica società che ha vinto qualcosa in Italia, perché abbiamo vinto la Coppa Italia, perché noi una volta abbiamo vinto lo scudetto, poi la Coppa Europea, poi abbiamo vinto lo scudetto, quest'anno abbiamo vinto la Coppa Italia, prossimo anno non lo so. Comunque ci proviamo, i ragazzi qua, i nostri giovani, si sono allenati, sono il nostro orgoglio, il nostro futuro, sono anche i vostri figli, per cui insomma ce li godiamo. Possono toglierci le palestre, possono toglierci i palazzetti, possono toglierci i campetti, ma non ci potranno mai togliere l'amore per questo sport. Ciao ragazzi, andrà tutto bene? Ciao ragazzi, come state? In vostra mancanza io mi alleno con i miei 2 splendidi giocatori e non avendo pallina da basket mi alleno con la mia pallina da tennis. Torneremo presto. Non mollare mai e sempre duri duri i banchi. Ricorda, non mollare mai. Torneremo presto a giocare. Quando finirà tutto torneremo ad allenarci più forti di prima. Sono molto grande la mia squadra di Reyer. Mi mancate tanto e con la nostra pazienza e forza riusciremo a superare questa cosa, e quindi forza Reyer, andrà tutto bene, ci rivediamo presto. Come diceva il sindaco, noi anticipiamo con la liquidità del comune in questo momento di emergenza circa 30 milioni di euro. È un provvedimento molto importante per famiglie, attività economiche, e si diceva grazie all'efficientamento del bilancio, cioè noi possiamo permetterci questa cosa perché in questi anni abbiamo lavorato molto soprattutto sulla liquidità, e la liquidità che abbiamo risparmiato e siamo riusciti ad accumulare la mettiamo a disposizione appunto delle aziende e dei cittadini. Come facciamo questo? È una manovra da 30 milioni di euro. La prima, se riuscite a fare la slide della Tari, la Tari, posticipiamo la seconda rata e anche la prima rata l'avevamo già spostata insieme per poterla pagare insieme alla seconda il 16 maggio, spostiamo tutte e due al 16 di giugno, per cui un altro mese. Inoltre annunciamo che sempre nella delibera di giunta è stato dato mandato agli uffici finanziari per cercare di trovare la possibilità di poi spostare tutte e tre le prime 3 rate della Tari a novembre, questo chiaramente non per tutti ma per determinate categorie che hanno avuto particolari disagi a causa appunto della chiusura per legge decretata appunto dal governo, per cui
Intanto c'è questo mese in più, per cui non c'è più la scadenza del 16 maggio, ma c'è la scadenza del 16 di giugno per entrambe le rate, e poi, ripeto, studieremo anche il sistema per poterle spostare a novembre. Prossima slide. Qui siamo all'imposta e alla pubblicità. L'imposta e pubblicità, i versamenti, se si vuole fare in unica soluzione, sono spostati al 30 settembre, o altrimenti con la rateizzazione che viene già spedita direttamente alle imprese, ci sarà la prima rata il 30 del 9, la seconda rata al 31 del 10, la terza rata al 30 dell'11, la quarta rata al 31 del 12. Insieme alla cosa, poi dirò anche la cosa più importante, stessa cosa, unica soluzione 30 settembre, oppure prima rata 30 settembre, seconda rata 31-10, terza rata 30-11, quarta rata 31-12. Su questi due particolari imposte, cioè COSAP e CIMP, diciamo così, il Comune fa una grossa cosa, perché se la carica, diciamo, sul proprio bilancio il fatto di cercare di trovare una soluzione affinché le imprese non debbano pagare la tassa di occupazione e l'imposta di pubblicità per il periodo di chiusura che c'è stata appunto per il coronavirus. Quindi un impegno anche qui agli uffici per studiare la possibilità di ridurre la COSAP e la CIMP relativamente al periodo di chiusura. Questo riusciamo a farlo caricandolo noi sul bilancio dello Stato. È chiaro che altri provvedimenti, ma anche questi, li abbiamo chiesti con forza al governo per essere poi rimborsati, diciamo, di queste cose che riusciamo a fare per i nostri cittadini. Poi, per quanto riguarda l'IMU, sull'IMU c'è un mandato alla direzione finanziaria a trovare una soluzione per il posticipo dei versamenti della prima rata, che è in scadenza il 16 giugno. Anche qua cercheremo di vedere le categorie o comunque gli utenti che hanno avuto problemi o comunque mancati guadagni relativi alla loro attività, di riuscire a spostare, a posticipare la rata del 16 giugno. Sono inoltre sospesi gli avvisi di accertamento, accertamenti con adesione, conciliazioni giudiziarie e mediazioni tributarie di IMU, ICI, CIMP, COSAP e TARI per il periodo che va dal 1 aprile al 31 di agosto, quindi c'è questa sospensione che si porta tutto quanto appunto al 31 agosto. Sono anche sospesi i termini di versamento, i piani di rateizzazione dei titoli edilizi. Per titoli edilizi si intende permessi a costruire, concessioni edilizie, tutto quello che riguarda appunto privati e aziende che devono e che hanno fatto dei piani di rateizzazioni, vengono sospesi dal 1 aprile al 31 agosto. Altro provvedimento importante preso nella delibera di oggi è l'imposta di soggiorno. Il primo trimestre, per cui gennaio, febbraio e marzo, scadeva al 15 aprile il versamento. Abbiamo posticipato il versamento al 30 di novembre, con l'obbligo però di fare la dichiarazione telematica ad aprile, cioè il Comune ha bisogno di sapere quanto effettivamente dovrà incassare, ma sposta il versamento a novembre. Queste sono manovre che, tra l'altro, poi come dirà il Sindaco, hanno preso piede anche in molti altri comuni. Noi siamo stati i primi a parlare di questo, i primi a proporle, penso anche i primi a riuscire a farlo materialmente. È un grosso sforzo, non tutti i comuni possono permetterselo. Noi, avendo fatto un lavoro sul bilancio molto importante, possiamo, se non altro, lasciare questa liquidità alle imprese e ai cittadini e sobbarcarcela noi come comune, e mi sembra una cosa molto molto importante in questo periodo di crisi legata appunto al Covid-19. Questo che vedete che è il servizio che mandiamo è un'intervista che ha fatto ieri il presidente Antonio De Caro, è un sindaco anche di Bari, esponente di primo piano del Partito Democratico, tra l'altro, perché il partito del governo, ecco perché dico non abbiamo proposte che sono in contrapposizione, siamo totalmente alleati, è proprio il governo che sta facendo degli errori, e vi sentite questa intervista ieri, prima di lanciarla, ieri dopo questa intervista di fatto l'ANCI
e le province hanno rotto la trattativa col governo. Sono stati chiesti 5 miliardi per i comuni, non c'è stato dato nulla fino adesso, bene che la gente lo sappia. Voglio che voi adesso sentiate le parole del sindaco De Caro, presidente anche dell'ANCI, nonché persona che stimo molto, molto per bene e che può dirvi le cose insomma trasparentemente. Perché qui è proprio il governo che secondo me ancora non capisce, però ce la faremo e capirà, perché deve capire, perché i trasporti, i servizi essenziali rischiano di essere chiusi. Sentite l'intervista del presidente dell'ANCI, sindaco di Bari, Antonio De Caro. E le risorse servono anche ai comuni che oggi lavorano come le aziende, hanno delle entrate e hanno delle uscite. Le uscite servono a sostenere i servizi dei comuni, soprattutto nel periodo d'emergenza, i servizi sociali, i servizi del trasporto pubblico e i servizi dei rifiuti. Se non ci sono più le entrate, purtroppo non potremo mantenere questi servizi, ed è l'appello che stiamo facendo al governo, a costo anche oggi di abbandonare la conferenza unificata. Lo farà l'ANCI e lo farà l'UPI, probabilmente i rappresentanti delle province e delle città metropolitane, oltre che i rappresentanti del comune, perché non stiamo ricevendo ascolto in queste ore da parte del governo. Vorremmo chiedere al governo di prestare una particolare attenzione ai comuni, perché i comuni rischiano tra qualche giorno di dover chiudere servizi che servono a tenere in piedi la nostra comunità, a tenere in piedi la quotidianità delle nostre persone, dei nostri cittadini. Fondamentale. L'ANCI, Presidente, ha raggiunto un accordo con l'ABI, l'Associazione delle Banche, per la sospensione dei mutui degli enti locali. Il Governo ha anticipato parte delle risorse destinate ai comuni, ha rinviato poi il pagamento dei tributi per 2 mesi. Sono delle cose importanti, ma cosa chiedete di più? Quali interventi volete nello specifico? Quelle risorse che sono arrivate sono una parte delle nostre entrate, sono i trasferimenti che lo Stato dà normalmente ai comuni. Dovevamo averle a maggio, le abbiamo avute con 1 mese e mezzo di anticipo, ma non è una novità nel nostro paese. 2 anni fa abbiamo avuto la stessa anticipazione, 3 anni fa abbiamo avuto la stessa anticipazione, proprio perché a volte ai comuni manca la liquidità. Abbiamo fatto un accordo con l'ABI che non costa nulla al governo, abbiamo fatto un accordo con Cassa Depositi e Prestiti che non costa nulla al governo, abbiamo fatto un accordo col MEF per spostare i mutui. Non stiamo chiedendo di non pagare i mutui, li stiamo spostando ai prossimi anni proprio per avere una liquidità, una capacità di spesa in questi giorni, ma quelle risorse tra un po' finiranno. Noi non abbiamo più la stessa capacità fiscale, non ci sono più le sanzioni al codice della strada, non c'è più la tassa sull'occupazione di suolo pubblico per la sosta, non ci sono più ricavi di biglietti e di abbonamenti del trasporto pubblico. Dobbiamo decidere che cosa fare con le tasse, tipo la Tari, la tassa sui rifiuti, la tassa sull'occupazione di suolo pubblico, per quelle aziende che in questi 3 mesi sono state chiuse, non per loro scelta, ma per un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Noi non vorremmo far pagare quelle tasse ai cittadini e alle aziende. È chiaro che se non le facciamo pagare non abbiamo più le entrate per poter assicurare i servizi cittadini. Chiediamo allo Stato di aiutarci a compensare quelle mancate entrate. Appunto, sono proprio le mancate entrate, quello che spiegavo. Nel caso di Venezia abbiamo un ulteriore problema che abbiamo la filiera turistica. La filiera turistica non solo sono mancate entrate nel periodo della crisi, che è quello che ha appena detto il Presidente, ma noi abbiamo un ulteriore problema perché le nostre mancate entrate che derivano dal flusso turistico, per cui che vanno a compensare i biglietti, non sono solo il periodo appunto chiuso, ma la filiera che è pesante a Venezia in questo momento sarà particolarmente in un tunnel buio per un po' di mesi sicuro. Noi pensiamo ci vorrà 1 anno per recuperare quantomeno volumi, dico, di fatturato, non di persone. Passerei adesso al video dei buoni spesa, perché voglio introdurre anche questo aspetto adesso, così rendicontiamo alle persone quello che stiamo facendo. Facciamo vedere soltanto intanto, se allarghi, eccolo qua. Qui siamo, prima di partire il video, abbiamo scelto, adesso lo diciamo perché abbiamo tenuto un po' riservato, abbiamo scelto la sede del Casinò, che è chiuso, sapete, a Canoghera, per motivi di sicurezza, perché i buoni ovviamente sono di fatto soldi. Io su questo volevo anche farvi vedere cos'è il buono, ve lo faccio vedere qua in originale, me lo sono fatto dare. Ecco, lo dico ai commercianti, se riesci, non so, a ingrandire vicino, vediamo un attimo con i nostri potenti mezzi grafici, eccolo qua. Allora, vedete, lo dico ai commercianti, allora ci sono già in questo momento 46 commercianti che hanno aderito, piccoli e anche grandi strutture, che hanno aderito
all'accettazione, ci hanno firmato la convenzione col comune per accettare questi buoni. Sono buoni, diciamo, prodotti proprio con una carta un po' particolare perché si fa fatica a riprodurli. C'è un orogramma e poi abbiamo anche un timbro a secco che dico ai commercianti, lo sentite, timbro del comune, sono stati requisiti tutti per cui ci abbiamo solo noi e l'abbiamo messo qua sul rilievo, non so se si vede, vediamo sul controluce se riesco a farlo vedere. Comunque qua sopra i 50 euro in questa zona c'è il timbro del comune a secco e poi ci sono timbri vari, insomma, poi lo vedrete quando... Noi cosa facciamo? Consegniamo questo assieme a una dichiarazione della persona, vediamo che non ci sia il nome, ecco, cancello il nome per carità, della persona, che quando riceverà dai nostri volontari, riceverà questo, firmerà per ricevuta e noi strapperemo la parte cioè ci teniamo praticamente questa dichiarazione e ci teniamo la matrice, in questo caso di 4 buoni che vengono, anzi in questo caso scusa, di 3 buoni che vengono consegnati. Noi ci teniamo la carta e le matrici, il buono viene dato alla persona, questo buono può essere utilizzato per fare la spesa nei negozi che troverete elencati da domani sul sito Dime, per cui come sempre sul sito Dime trovate per i commercianti la possibilità di iscriversi a questo servizio, cioè l'accettazione di buoni, dovete firmare una convenzione col comune. C'è la slide, cioè voi entrate nel sito Dime, parlo ai commercianti adesso, qualsiasi commerciante del comune di Venezia ovviamente, può accettare questo buono, c'è un accordo già sulla rete, basta scaricarlo, lo si firma, via digitale lo manda al comune e noi lo inseriamo in automatico nella lista che aggiorneremo di giorno in giorno sul portale Dime, in maniera che chi è fruitore del buono saprà, vediamo se lo metto qua ancora, saprà dove poter andare a spenderlo per fare la spesa. Chiaramente siamo sicuri che abbiamo fatto bene a fare la trasparenza, è tutto in trasparenza, tutti quelli che hanno fatto domanda, proprio tutti, sono tutti quanti segnati. È stato fatto un incrocio immediato con i non residenti, perché dico astenetevi perché noi per legge dobbiamo darlo solo ai residenti. In più abbiamo una serie di valutazioni standard che vengono fatte in automatico in base alla composizione del nucleo familiare, ma c'è una commissione che poi valuta le varie situazioni in base alle necessità. E questo tipo di lavoro siamo come posso dire, grati alle tante associazioni, domani diremo i nomi di tutte le associazioni che hanno aderito per portare in giro questi buoni, tanti ragazzi, tante persone, sono sguinzagliate per la città, la distribuzione è cominciata oggi, sta cominciando in queste ore e durerà probabilmente per una settimana, 10 giorni, abbiamo appunto tenuto i tempi larghi, hanno chiamato più di 3.000 persone, hanno fatto le domande, poi non sono tutte accettabili per motivi vari, ovviamente ci sarà la massima discrezione. Adesso farei vedere l'intervista all'assessore che si vede anche un po' il lavoro. Ringrazio proprio tutti quelli che stanno depurando, anche i dipendenti comunali, il Casino che ci ha messo a disposizione il cavo, la sicurezza e tutte queste cose. Insomma, ci stiamo mettendo il cuore. Prego, servizio. Ho ricevuto molte adesioni da parte del mondo del volontariato che zona per zona ci aiuterà a consegnare questi buoni. È un impegno volontario di molte associazioni che ci aiuteranno ad arrivare nelle case dei cittadini per permettere loro di ricevere questo buono in tempi veloci. Anche loro vogliamo ringraziare per il grande impegno che stanno mettendo in queste ore. Al Casino di Venezia, dove i dipendenti del servizio ispettivo comunale stanno lavorando da giorni per vidimare e confezionare i buoni spesa che nelle prossime ore inizieranno a essere consegnati in tutto il territorio comunale. Uno sforzo impegnativo che grazie al sistema informatico e al lavoro di molti dipendenti del Comune di Venezia che hanno aderito volontariamente alla nostra chiamata ci consentirà di iniziare a consegnare questi buoni spesa con ben 11 giorni di anticipo rispetto alla tabella di marcia. È un impegno significativo che il Sindaco ha fortemente voluto imprimere all'intera organizzazione per arrivare a consegnare prima di Pasqua già a 1.000 famiglie i buoni spesa comunali. Ecco. L'assessore ha fatto vedere, vedete al video, forse no, se lo vedete in grande, forse sul video si vede il timbro a secco che si nota davanti e anche dietro ovviamente per evitare fenomeni di copie, però voglio sottolineare quello che ha detto velocemente e lo ringrazio l'assessore che si è adoperato, lui, anche Maurice Ceron in questa attività, ma anche la dottoressa Battaglia e tutto il suo staff, tanti dipendenti del comune, abbiamo lanciato la domanda chi voleva venire volontario, e sono arrivati in tanti, questo mi ha fatto veramente enormemente piacere, lo voglio dire perché l'hanno fatto ovviamente per i cittadini e questo fa doppiamente a loro onore e poi fa onore anche, se vogliamo rimettere il tavolo da gioco del Casino, è giusto, perché il Casino in questo caso
ancora una volta si dimostra partecipe di questa operazione. Vuol dire che se noi vogliamo fare il sistema, facciamo il sistema con tutti e non ci sottraiamo a niente, e questo può essere un aiuto, quello di avere una cabina di regia che coordina e mette tutto quanto a sistema. Questo è un modo per fare le cose bene e in maniera trasparente. Io insisto sulla trasparenza, perché la trasparenza è di base la non necessità di essere servo di qualcuno, non serve che ti iscrivi a niente, non serve che sei amico di nessuno, bisogna che tutto sia in trasparenza e questo è una cosa di cui vado fiero. Io non so assolutamente chi sono parenti, di cosa. A me interessa soltanto che siano le persone, e penso mi concentro di più che ci siano tante persone che comunque chiedono aiuto, questo sì. Poi il resto lo fanno i nostri tecnici e le nostre operatrici. Questo è sempre il numero 366 930 95 92, dovete fare video belli, non possiamo far vedere altre robe, simpatiche ma non si può fare. Se volete raccontare quello che state facendo resterà per tutti, grazie. Vi ricordo, continuiamo con questo rapporto per spiegare quello che sta succedendo, per tenervi aggiornati, per dare anche un segnale di fiducia, anche di trasparenza, di informazione nostra locale, che è giusto. E vi lascio, ci rivediamo domani alle 4. Vi ricordo che noi andiamo poi in replica alle 8:30 di sera, alle 23:30 e alle 8 di mattina, anche sul canale, siamo in Facebook, ma anche sul canale digitale di Televenezia, il canale 71 e il 191 sulla rete digitale. Ci vedono da tutta Italia, abbiamo pacchi di commenti e siccome ci sono troppi complimenti per il sindaco non li leggo, ma chissà che prima o poi venga fuori insomma, che stiamo lavorando bene, e di questo va ringraziata la città, perché la città è veramente in movimento, è una cosa straordinaria. Adesso che sembra ferma è viva più che mai, perché grazie a tutti, grazie per le vostre attività, buona salute a tutti, buona serata, buona giornata. Ogni giorno alle 16 il sindaco di Venezia e area metropolitana Luigi Brugnaro è in diretta su Televenezia, Facebook e sul portale Venezia Radio TV. Gli aggiornamenti, le notizie, le risposte alle domande più frequenti su quanto sta succedendo in tempo di coronavirus. Inviate le vostre domande a andratutobene@comune.venezia.it. La trasmissione televisiva sarà replicata alle 20, alle 23:30 e alle 8 del mattino su Televenezia.